Ciao a tutti, amiche e amici, vi do il buongiorno da casa mia, da Elmas. Anche oggi voglio aggiungere un tassello al mosaico, perché ormai in Sardegna siamo arrivati al limite. Non si può più andare avanti. La Sardegna è in mano a competenti, a politicanti ignoranti che non sono coscienti del danno che sta succedendo qua nella nostra nazione, nella nostra terra. Ultimo tassello è quello che è apparso sulla stampa. Si riminaccia nuovamente del deposito delle scorie nucleari in Sardegna, che già il popolo sardo si era espresso, il 97% dei sardi avevano detto no al nucleare e ci fu una grandissima manifestazione, una fiumana di sardi che hanno sfilato per le strade di Cagliari e la presenza dell'allora presidente Cappellacci non era presente. A questa storia del nucleare si sono pronunciati in tanti dei Fratelli d'Italia, come Pier Giorgio Massidda, che diceva che bisognava fare qualche compromesso. Anche Ciccu si era espresso a favore. Erano tutti nel partito di Berlusconi. Oggi anche la Suprema della RAS, della rappresentanza, io li chiamo asini sardegnoli, tenta di dire che impediranno che si faccia il deposito in Sardegna. Ma a questa farsa ci siamo abituati. Vi ricordate il presidente allora della giunta Ganau aveva detto mincateno? Ma vediamo se dovesse succedere, perché tutto può succedere. Oltre al danno la beffa, perché alla minaccia del nucleare abbiamo oggi, proprio in questo momento, i comitati che hanno fatto una battaglia nobile per raccogliere 120.000 firme. Certo, siamo lontani dai livelli del 97% contro il nucleare, ma sono una bella cifra da non prendere sotto banco. E io dico che i comitati devono insistere su questa questione, non solo delle pale eoliche, ma anche dei pannelli. Quello che sta succedendo, non sappiamo. I pannelli stanno creando un surriscaldamento dell'aria, non lo so, io
non sono, dovrebbero parlare gli esperti, ma sembrerebbe che quando io vado a mettere la mano sopra un pannello che è esposto al sole, la mano la deve spostare, perché è incandescente. Quindi di conseguenza qualcosa sta succedendo e lo vediamo dalla vegetazione, cosa sta diventando. Prima che il danno sia irreversibile, io dico che i comitati prendano in esame anche questa situazione. E se così fosse, far smantellare immediatamente quei chilometri, ettari di pannelli, prima che il danno sia irreversibile e che le spese siano messe a carico di chi ha concesso sia il terreno e sia di chi ha firmato e concesso questo sfascio, questo scempio della terra che deve rimanere sana per chi deve nascere. La Sardegna è dei sardi. Roma non deve comandare un bel nulla. E i sindaci devono essere l'esempio. Togliersi la striscia, togliere la bandiera italiana e restituirla al prefetto, altrimenti è chiacchiera. La Sardegna è in pericolo e se vogliamo salvare la Sardegna dobbiamo liberarla dall'oppressore e dallo Stato italiano, da chi l'Italia l'ha voluta sempre sfruttare. I sardi e la Sardegna non sono italiani. Se la Sardegna è un museo a cielo aperto con una storia millenaria, quando ancora non esisteva Roma e men che meno la Chiesa, per quale motivo oggi 377 sindaci sfilano tronfi con questa striscia dello Stato invasore? Non si capisce. Ne vogliamo prendere un esempio di due sindaci, due giovincelli, due sbalentedos? Uno, il sindaco di Cagliari, che qualche giorno fa ha steso il tappeto rosso e fatto gli onori al presidente della Repubblica dello Stato invasore, che è stato anche ministro della difesa, che ha negato che c'era inquinamento dove venivano bombardati missili al torio. L'altro sindaco, il sindaco di Iglesias, che Trump si fa vedere con quella striscia dell'Italia, vantandosi e salvaguardando fabbriche inquinanti come quelle del Sulcis, linea zinco. Ma stiamo scherzando? Ma la vogliamo smettere? Una fabbrica inquinante va chiusa e chiedi i danni a chi li ha causati e vita naturale durante a chi ha lavorato deve essere retribuito. E smettiamola con questa farsa delle strisce italiane. Cari sindaci, voi siete colpevoli se la Sardegna è in questa situazione. RAS e ANCI siete complici. E se vogliamo salvare la Sardegna e lasciarla sana a chi deve nascere, c'è un solo modo: liberarsi dello Stato italiano.
amici e amigos, io, scusate se la mia foga, ma purtroppo sto subendo l'aggressione dello Stato italiano e molti di voi sanno perché. Io vi saluto e spero che portiate i sindaci di tutti i paesi a riflettere che la Sardegna è in pericolo e noi la dobbiamo salvare. Hanno una buona possibilità i comitati che hanno chiesto 120.000 firme. Si può fare qualcosa. Resistenza, ribellia, indipendenza. Ciao a tutti, buona die e buona riflessione. E essa indipendenza della Sardegna. Ciao a tutti.